Due uomini sono stati fermati e denunciati dalla Polizia di Vicenza nell'ambito dei controlli previsti per l'evento fieristico Vicenza Oro in corso di svolgimento. Ieri pomeriggio gli agenti hanno notato aggirarsi con fare sospetto un'auto con a bordo i due individui. Nella parte posteriore dell'auto sono stati trovati un martello frangivetro e un set di guanti in plastica da utilizzare verosimilmente per compiere furti con scasso su automobili utilizzate dai rappresentanti orafi e dagli espositori impegnati nella rassegna fieristica. Accompagnati in questura per procedere ad una verifica più approfondita, i due uomini, entrambi cittadini italiani, un 55enne residente a Castelfranco Veneto e un 32enne a Cornedo Vicentino, sono stati poi denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di strumenti di effrazione. Avendo entrambi precedenti penali, il questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso nei loro confronti altrettanti fogli di via obbligatori dal capoluogo berico con divieto di farvi ritorno nei prossimi 3 anni.